E rieccoci in diretta dalla live demo di Samo Expo. Siamo qui a Pordenone, primo giorno di fiera, un momento di incontro per le aziende del comparto della metalmeccanica e non solo. Siamo qui nel villaggio di Confartigianato Imprese Veneto, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, sapevo che mi sarei imbalbato, Confartigianato Imprese di Padova, con la collaborazione di EBAV, e siamo qui e proseguiamo nel nostro percorso alla scoperta delle tante opportunità che il digitale offre alle imprese, in particolare a quelle piccole e medie. Siamo qui con Alberto Narenti di Site by Site, proseguiamo un percorso partito questa mattina parlando di marca, di costruzione e posizionamento di marca, proseguito poco fa con Francesca Posocco di Cora Comunicazione sul tema della comunicazione fieristica. Continuiamo con Alberto con un tema che personalmente mi sta molto a cuore. Il titolo del tuo intervento, Alberto, è Nati per innovare, ma come si comunica l'innovazione? Allora, comunicare l'innovazione è innovazione di per sé, quindi siamo molto curiosi di ascoltare quello che Alberto ci racconterà e le esperienze aziendali, concrete e pratiche che ci ha portato. Quindi Alberto, ti lascio la parola e buon intervento. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti. Faccio una piccola presentazione, anche se mi ha già introdotto. Sono appunto Alberto Narenti, mi occupo di marketing digitale in Site by Site e oggi vedremo appunto una presentazione che parla di 3 casi concreti nel mondo del business to business e come queste aziende poi sono riuscite tramite una strategia a 360 gradi a portare a termine o comunque a raggiungere i loro obiettivi di business. Quindi partiamo da una parte legata ai dati, quindi ai dati di contesto, per poi passare a una serie di case history proprio legate a 3 aziende nel mercato B2B. Appunto, come vi dicevo, partiamo dai dati, per cui adesso vedremo una serie di statistiche legate proprio al mondo business to business, per cercare di calarci un po' nell'ecosistema e qual è lo stato di fatto del mercato ad oggi, quindi, e come, anche e soprattutto come evolverà da qui in futuro. In termini di investimento, quindi come le aziende nel mercato B2B investiranno nei prossimi anni. Distinguendo ad esempio tra digitale e marketing tradizionale, possiamo vedere come l'intenzione di investimento nel digitale sia decisamente più elevata rispetto ad esempio al marketing tradizionale. Quindi c'è sicuramente un'evoluzione verso il digital, come è naturale che sia, rispetto ai media o ai canali tradizionali. Ci sono poi tutta un'altra serie di dati legati a quali sono invece i maggiori canali utilizzati. C'è questa statistica della American Marketing Association che, come vediamo, ha intervistato una serie di marketing manager di aziende e possiamo vedere come ad oggi la situazione sia questa, ossia il 93% delle aziende ad oggi investe tendenzialmente su digital ads, su pubblicità quindi digitale, social media, contenuti sempre legati alla parte digitale, video, website e così via rispetto a tutti gli altri elementi che possiamo vedere, quindi email marketing e digital advertising. Quindi sicuramente tutto quello che riguarda il mondo del digital è un aspetto decisamente non futuristico, ma è già dei giorni nostri. Se dobbiamo invece guardare al futuro prossimo, le tattiche invece che diversi responsabili marketing intendono mettere in atto, possiamo vedere che sicuramente tutta la parte legata al social media marketing, al marketing personalizzato, alla parte di video marketing, sono i primi 3 in termini proprio di obiettivi, quelli che le aziende e i marketing manager in primis vorranno mettere in pratica da qui in avanti. Sicuramente ci sono anche tutta un'altra serie di tattiche o canali nei quali le aziende nel mercato B2B vorranno sperimentare sia per evolvere ma anche per mantenere o solidificare quella che è la loro presenza ad oggi sul mercato. Sicuramente il brand, sicuramente anche per alcuni aspetti
il marketing di influencer, ma anche aspetti molto più tecnologici, quindi legati al CRM piuttosto che alla parte di podcasting o live streaming. Come ottengono ad oggi le aziende del mercato B2B dati su prospect e clienti invece? Da questa statistica emerge come la maggior parte, quindi circa l'80% delle aziende ad oggi, i dati dei propri clienti o prospect li raccolgono tramite form, quindi tendenzialmente tramite form inseriti all'interno dei siti web. A seguire, andando a creare tutta una serie di contenuti, download o offerte, da inserire all'interno di landing page, quindi pagine dedicate per queste tipologie di contenuti, in modo da rendere l'esperienza degli utenti o dei potenziali prospect sicuramente migliore e portarli a con una percentuale maggiore a inserire i propri dati, quindi contenuti gratuiti in modo da appunto poter inserire e raccogliere quindi i dati delle aziende. E poi tutta l'altra parte di eventi di persona, quindi come sono le fiere ad oggi, oltre che la parte ad esempio di co-registrazione con partner di website o co-marketing. Quali sono invece i fattori che hanno inciso maggiormente nel portare marketing qualified lead, quindi contatti qualificati, quindi contatti decisamente pronti poi a proseguire anche aspetti negoziali o comunque a diventare poi clienti. Quindi quali sono i fattori che hanno inciso maggiormente? Nei primi due sicuramente possiamo vedere che gli aspetti relazionali one to one sono ad oggi sicuramente gli aspetti principali e quindi sono ancora ad oggi dei fattori che sono decisamente importanti per raggiungere poi gli obiettivi e collezionare potenziali clienti o comunque appunto prospect interessati. A seguire il brand. Il brand ancora ad oggi, anzi sempre di più, avrà un ruolo importante nella comunicazione e nei risultati di business delle aziende. Per cui il brand non fa solo e soltanto riferimento a grandissime aziende o a multinazionali, ma il brand fa parte anche e deve essere preso in considerazione e sviluppato anche per tutte quelle PMI che ad oggi sono comunque sul mercato e con l'espansione del digitale sono anche queste aziende si troveranno a dover affrontare competitor ma anche a livello internazionale. E quindi il brand è un aspetto sicuramente molto molto importante. Poi via via ci sono tutta un'altra serie di fattori che sicuramente sono stati importanti e hanno influito sul portare appunto marketing qualified lead, tra i quali sicuramente tutte le campagne pubblicitarie a pagamento ovviamente, quindi sia sui canali tipo Google, Facebook, LinkedIn, ma anche tutte le attività di inbound tramite attività di posizionamento del proprio sito web. Più il sito web è visibile, più ci sono possibilità di intercettare potenziali utenti e quindi clienti. E sicuramente ecco, questi sono i principali fattori. Dal lato buyer invece, quali sono i fattori ad oggi che influenzano maggiormente il processo di acquisto? Quelli selezionati, evidenziati in giallo, sono sicuramente anche in questo caso aspetti legati all'ascolto, alla relazione. Quindi nel momento in cui i buyer si sentono seguiti, ascoltati e l'azienda fornitrice riesce a identificare quelli che sono gli obiettivi, le necessità e i bisogni di queste aziende, ancora ad oggi sono i fattori che influenzano maggiormente quello che è il processo di acquisto. Anche altri aspetti, quindi anche legati all'educare quindi i clienti, aspetti legati al coltivare le relazioni, quindi al nurturing di quelli che sono poi i contatti, sono tutti aspetti che lato buyer sicuramente aiutano e influenzano sicuramente poi la decisione finale, senza ovviamente tenere come ultimo la differenziazione legata appunto a chi offre i servizi ai buyer. Quindi brand, differenziazione e unicità dei contenuti sono comunque anche questi degli elementi importanti, okay, nel processo di acquisto. Quali sono stati invece ad oggi, secondo i marketing manager, i social media, okay,
che hanno ad oggi un impatto migliore, un risultato migliore in termini di ritorno sull'investimento. Dalla statistica è emerso che per il 23% dei casi LinkedIn risulta essere ad oggi il social media con il più elevato, quindi il miglior ROI per le aziende. A seguire Instagram e Facebook. Instagram e Facebook, sebbene in questa statistica appunto siano subito dopo LinkedIn, in termini pubblicitari, quindi nel momento in cui li identifichiamo come canali media pubblicitari, risultano a mio avviso in realtà dei canali ancora migliori rispetto a LinkedIn. LinkedIn sicuramente è molto adatto in termini relazionali, okay, e di rapporto anche one-to-one con le aziende, ma in termini pubblicitari, quindi di spinta dei contenuti e veicolazione dei contenuti, ad oggi LinkedIn è sicuramente, almeno per il mercato italiano ed europeo, è un passo indietro ad esempio rispetto a Facebook ed Instagram, che risultano essere sicuramente i canali migliori e più performanti in termini proprio di copertura, frequenza, esposizione e anche per quanto riguarda l'obiettivo poi di portare risultati e potenziali clienti anche alle aziende B2B. E infine i social più usati invece per veicolare i contenuti. Le aziende ad oggi anche nel mercato B2B investono tanto in contenuti, video, contenuti per i social, PDF con ricerche, approfondimenti e tutti questi contenuti hanno bisogno però di essere veicolati. E ad oggi da questa statistica emerge che LinkedIn comunque risulti essere in assoluto il social media più utilizzato per veicolare questi contenuti. A seguire con il 70% Facebook e in terza posizione appunto Instagram. Come detto in precedenza, dal momento in cui invece si valutano questi social come social pubblicitari, Facebook ed Instagram sono sicuramente molto più adatti per spingere e veicolare i contenuti rispetto a LinkedIn, per due motivi. Uno è il bacino di utenza decisamente più elevato, almeno 4-5 volte più elevato rispetto a LinkedIn, e la frequenza di esposizione che noi possiamo andare a impostare appunto su Facebook e Instagram. Un utente per ricordarsi di un'azienda, una persona per ricordarsi di un'azienda, ha bisogno di essere sollecitata più volte, quindi non possiamo pensare di intercettare le persone o le aziende una volta sola e poi dimenticarci, ok? Quindi poi sparire, ma abbiamo bisogno di essere sicuramente persistenti, ok? E quindi Facebook e Instagram sono i canali sicuramente più adatti per non solo aumentare quella che è la copertura, ma anche per raggiungere una frequenza di esposizione adatta a effettuare non solo brand awareness, ma anche poi a portare risultati concreti. Quali sono i contenuti che ad oggi assorbono i maggiori investimenti? Come un po' anticipato precedentemente, sicuramente i video sono il primo in ordine di importanza, la seconda sono gli eventi e a seguire poi tutta la parte legata ai paid media, come già detto in precedenza, quindi Google, Facebook, LinkedIn, sicuramente la parte di social media management, quindi anche la creazione di contenuti all'interno delle pagine social, che siano LinkedIn, che siano Facebook, Twitter o Instagram. Anche in questo caso sicuramente è un aspetto sul quale le aziende B2B ad oggi hanno iniziato ad investire molto. Via via ci sono anche tutta un'altra serie di contenuti sui quali le aziende ad oggi stanno ovviamente investendo e sono anche legati a tecnologia e anche a aspetti di esperienza, quindi sia l'esperienza legata al processo di acquisto, ma anche esperienza che gli utenti possono avere nel momento in cui entrano nei siti web delle aziende. Quali sono invece gli obiettivi per il futuro? Quindi è stato chiesto a aziende appunto nel mercato B2B quali sono gli obiettivi per il futuro. In primis è quello di creare brand awareness, per cui le aziende ad oggi hanno come obiettivo principale quello di farsi conoscere e di aumentare quello che è la visibilità del proprio brand. A seguire, generare lead. Le aziende non possono vivere di solo brand, hanno bisogno ovviamente anche di alimentare continuamente quello che è il bacino commerciale e quindi generare nuovi contatti e nuove lead.
creare e costruire la credibilità e la fiducia che le aziende devono infondere nei confronti dei clienti. Fiducia, trust e credibilità sono sicuramente degli aspetti molto legati all'aspetto di branding, che non deve essere semplicemente un percorso legato alla visibilità, ma deve essere anche un discorso sicuramente qualitativo. Per cui un brand deve iniziare a fare un percorso per diventare tale, non solo legato all'esposizione e a quante volte le persone possono vedermi, ma devono fare anche un percorso qualitativo cercando di comunicare al meglio quello che è l'azienda in termini di anima e in termini di unicità. Altri aspetti fondamentali, quindi altri obiettivi che nel mercato B2B saranno di vitale importanza, sono quindi anche aspetti legati al nurture, quindi al coltivare quelli che sono i contatti, perché dopo tutta un'attività di collezionare e raccogliere lead e contatti, ci deve essere ovviamente anche tutta un'attività che in termine tecnico si chiama nurturing, ma si tratta semplicemente di coltivare e mantenere le relazioni. Possono essere mantenute sia in maniera digitale che in maniera ovviamente più fisica. L'importante è che questi contatti non vengano lasciati in un dimenticatoio, ma che siano quindi coltivati e gestiti in modo che da lead, da potenziali solamente interessati, si trasformino poi in clienti. In base alla tipologia di prodotto e di servizio venduto, ovviamente, questo percorso può durare tanto, poco o tantissimo. Sicuramente più è elevato lo sforzo economico, maggiore sarà il tempo necessario per trasformare un prospect ovviamente in cliente. Passiamo ora dalle parole ai fatti, quindi vediamo 3 case history, come anticipato in precedenza, legate proprio al mercato del B2B. Mille Professional. Mille Professional oggi è presente in 50 paesi e regioni del mondo e la divisione professional di Mille si occupa della produzione e vendita di macchinari per la pulizia e il lavaggio dedicati appunto a diversi settori business, ad esempio Oreca, Dental, laboratori di imprese di pulizia, case di cura e così via. Quali sono gli obiettivi di Mille? Ora, Mille quando ci ha contattati ancora diversi anni fa ci ha posto ovviamente degli obiettivi anche di medio-lungo termine, tra i quali awareness, direct response, avere nuovi contatti nel sito e quindi ci ha chiesto effettivamente di creare una strategia in grado di raggiungere i principali target group B2B e aumentare ovviamente il numero di richieste di contatto, oltre che ovviamente potenziare anche tutta la parte legata alla visibilità del brand. Ad oggi su Mille noi siamo attivi su tutti questi strumenti, per cui all'interno di questa mappa strategica possiamo vedere come nell'asse delle X c'è la parte di direct response, per cui quando i canali si trovano in basso a destra o in alto a destra, quindi nella parte più a destra della mappa, possiamo ritenere che quei canali siano più adatti a portare risultati concreti, che siano visite al sito, che siano potenziali contatti, compilazione del form e così via, o vendite. I canali che invece sono posizionati nella parte più a sinistra della mappa sono canali che ad oggi hanno una spinta maggiore sulla parte di visibilità e di awareness. Come vedete, nessun canale fa solo awareness e nessun canale porta solo risultati o direct response, per cui ogni canale deve essere inserito all'interno di un media mix in maniera equilibrata e corretta per riuscire a raggiungere poi i risultati aziendali. Questa è la situazione quindi odierna di Mille Professional, ma qual è stato il percorso? Allora, il percorso è iniziato nel 2018, momento in cui appunto abbiamo creato e sviluppato il nuovo sito per Mille Professional. Era un sito dedicato esclusivamente alla parte business, e aveva l'obiettivo ovviamente quello di valorizzare al meglio i contenuti per ogni singolo target group. Ad oggi il sito è diventato infatti uno dei punti principali di atterraggio per tutte le attività di marketing e di visibilità. Oltre al sito web sono state create poi delle landing page, quindi delle pagine verticali dedicate ad ogni settore di riferimento. Quindi
per ogni target di 1000 professional c'è anche una pagina dedicata con contenuti ad hoc, ok? E studiata appositamente per dare esattamente tutte le informazioni migliori per il target di riferimento. Sono state quindi create circa 3 o 4 landing page, oltre che ottimizzate quelle già presenti. Sono stati poi creati e sviluppati tutta una serie di piani editoriali all'interno dei social media, quindi Facebook e LinkedIn in primis, per cercare di lavorare anche sulla community, quindi non solo andare a intercettare nuovi clienti e potenziali clienti, ma anche sviluppare e mantenere i rapporti con le community attuali. Per cui sono stati creati tutta una serie di piani editoriali e quindi contenuti, okay, da veicolare all'interno dei canali sociali, Facebook e LinkedIn, in modo appunto da sviluppare e mantenere l'awareness e l'engagement degli utenti, quindi sviluppare, mantenere e migliorare anche le interazioni degli utenti all'interno dei canali sociali aziendali. Oltre a queste attività Facebook e LinkedIn sono state poi attivate parallelamente attività di newsletter su database dedicati. Anche in questo caso ogni target group riceve solo e soltanto email dedicate e personalizzate con informazioni ovviamente dettagliate e rilevanti per il proprio mercato di riferimento. Oltre all'attività di sito e landing page è stato poi negli anni sviluppato anche un blog aziendale. Il blog aziendale è sicuramente uno strumento utilissimo e fondamentale per intercettare utenti in una fase ancora esplorativa. Per cui sono stati creati tutta una serie di contenuti, articoli e approfondimenti proprio per cercare di intercettare anche gli utenti non solo nel momento in cui sono già in una fase super avanzata del loro processo decisionale, ma anche per dare contenuti interessanti e rilevanti anche ad utenti che si stanno ancora informando e sono quindi ancora in una fase esplorativa del mercato. Il blog inoltre ha contribuito in maniera importante anche a aumentare l'autorevolezza e la competenza del brand 1000 Professional nei confronti dei vari target group. A tutte queste attività più legate ai contenuti sono state associate delle attività di visibilità, quindi la parte di Google, pubblicità quindi sui motori di ricerca e su tutte quelle che sono proprietà di Google, per cui Gmail, YouTube e diversi siti web nei quali Google ha spazi dedicati, e l'attività di posizionamento e ottimizzazione dei contenuti organici del sito. Un sito, se non è visibile, ovviamente è come una cattedrale nel deserto, per cui nessuno avrebbe conoscenza, sarebbe a conoscenza di questo sito web se non ci fossero degli utenti, ovviamente, che atterrano e possono visitare il sito web. E in questo caso l'attività di Google pubblicitaria e l'attività organica hanno aiutato e contribuito a rendere i contenuti all'interno del sito e del blog visibili al pubblico, sia italiano che internazionale. Tutta questa attività, quindi legate ai contenuti e alle attività pubblicitarie e di marketing, sono state poi corredate ed affiancate anche a tutta una serie di analisi legate non solo al sito ma anche ai processi decisionali degli utenti, che hanno contribuito nel corso del tempo a migliorare quello che è stato il tasso di conversione del sito web. E per conversione su 1000 Professional intendiamo invii di form, contatti, telefonate e anche interazioni su le chat. Scusate, ok. Questi sono i risultati, ad esempio, che abbiamo portato in tutto questo percorso che è iniziato nel 2018 e che ad oggi continua ad evolvere. Per cui, per farvi un esempio, nel mercato italiano, se prendiamo i dati del 2021 versus 2019, possiamo vedere che in Italia abbiamo avuto un più 70% in termini di contatti, più 72% in termini di visite al sito e un aspetto non secondario, abbiamo avuto quasi un 200% in più di ricerche brand relative a 1000 Professional. Per cui tutte queste attività che appunto hanno toccato diversi punti
e diversi momenti del percorso decisionale degli utenti hanno contribuito da una parte a aumentare le possibilità di business dell'azienda, dall'altra hanno contribuito anche ad accrescere la visibilità e la conoscenza del brand Mille Professional in Italia, ma anche, come possiamo vedere, anche in Spagna, nella quale quest'anno, versus 2019, abbiamo avuto ad esempio nella parte di contatti un incremento dell'800% in più e un aumento delle ricerche brand del 18% in più. Come vedete, le crescite tra i due paesi sono ovviamente molto diverse, perché in Italia siamo presenti da molti anni, per cui l'incremento è sicuramente positivo, ma non elevato tanto quanto nella Spagna, dove in realtà abbiamo iniziato da relativamente poco. E questo per farvi capire come in un mercato relativamente nuovo, nel momento in cui si inizia a mettere in piedi tutto il percorso che abbiamo visto, questi sono i risultati. Per cui già a breve, già nel breve termine, i risultati che si possono conseguire con un marketing mix e con una serie di azioni di breve e di medio-lungo termine, possiamo raggiungere degli risultati davvero molto interessanti. Passiamo a un'altra azienda, un'altra case history, Automation Service. Automation Service è un laboratorio indipendente che fornisce ricambi per macchine utensili a marchio Fanuc, Mitsubishi, Siemens e Hydramat ed è leader nell'evoluzione dell'automazione industriale e della robotica. Abbiamo creato appunto per Automation Service questo sito che è automationstore.ltd.com e rappresenta l'azienda nel mercato europeo, soprattutto per quanto riguarda il Regno Unito e Germania. Gli obiettivi di Automation Service erano sicuramente quelli di internazionalizzare le vendite nel mercato europeo, aumentare i contatti in target e migliorare anche la conoscenza del proprio brand. Inoltre Automation Service era alla ricerca di modalità innovative per entrare in contatto con i suoi potenziali clienti attraverso il sito e per distinguersi nel proprio mercato e offrire un reale valore aggiunto con una soluzione semplice da usare. Ad oggi quindi gli elementi, i canali sui quali siamo attivi con Automation Service sono i seguenti. Riprendendo sempre la stessa mappa strategica vista precedentemente, questi sono tutti i canali sui quali siamo attivi, per cui la parte Search Ads, quindi campagne sui motori di ricerca Google, siamo attivi sulla parte SEO, quindi visibilità del sito web, siamo attivi con delle campagne di brand, quindi legate alle ricerche relative proprio al brand Automation Service, oltre che tutta una serie di attività pubblicitarie legate ai canali social e soprattutto siamo anche attivi con la parte di Voice Technology, che poi vedremo più nel dettaglio. Abbiamo iniziato il percorso con Automation Service partendo da una survey, quindi abbiamo messo in piedi un questionario di indagine per cercare di comprendere al meglio quello che era il processo di acquisto dei clienti di Automation Service e volevamo comprendere al meglio quelli che erano i dispositivi utilizzati, quali erano i fattori che maggiormente avevano influito poi nel processo decisionale e nella decisione di queste aziende. E la survey è stata fondamentale appunto per delineare al meglio poi la strategia che abbiamo messo in piedi con Automation Service. Ad esempio, la prima domanda che è stata fatta è stata proprio quella legata: hai mai acquistato pezzi di ricambio su Marketplace? Volevamo capire quindi se i clienti di Automation Service erano pronti ad acquistare ad esempio in un e-commerce. Tendenzialmente quasi più del 70% dei clienti intervistati non aveva ancora acquistato ad esempio pezzi CNC di ricambio su Marketplace piuttosto che su altri e-commerce. Solamente un 25% ha risposto sì. Inoltre abbiamo cercato di capire quali erano i dispositivi più utilizzati nella fase informativa, quindi che cosa utilizzano le aziende, le persone che poi si mettono a effettuare ricerche per informarsi appunto su quale azienda scegliere, quali dispositivi hanno utilizzato. Tendenzialmente più del 60% ha utilizzato desktop e quasi il 60% anche il telefono. Questo ci fa capire che non è solamente uno il device utilizzato, ma l'utente effettua diverse ricerche in momenti diversi e su device differenti.
Quali sono stati poi i canali utilizzati per ricercare i pezzi di ricambio? In questo caso i motori di ricerca sono in primis il canale maggiormente utilizzato, per cui tendenzialmente quasi la metà dei clienti intervistati ha detto che sono partiti dai motori di ricerca Google piuttosto che Bing per iniziare ad informarsi. Quindi sicuramente come primo touch point, come primo punto di ingresso per farsi conoscere alle aziende, sicuramente i motori di ricerca Google o Bing sono sicuramente uno dei canali principali e più importanti per iniziare a farsi conoscere. Via via gli altri, quindi sicuramente anche le fiere, i passaparola, i social media, le riviste di settore, ma come vediamo nella fase informativa, okay, sicuramente la parte digital svolge un ruolo assolutamente fondamentale. Quali sono stati i mezzi invece utilizzati per contattare il fornitore? Come vediamo il telefono e l'email sono in primis i due mezzi più utilizzati. A seguire il terzo sono i messaggi sui social media. Quali sono stati invece i mezzi utilizzati per confermare o effettuare l'acquisto? Anche qui vediamo come l'email in primis, quindi quasi il 90% degli utenti ha confermato il proprio acquisto, la propria volontà di acquistare tramite email. A seguire poi il telefono. Nessuno di questi, ad esempio, ha confermato l'acquisto tramite form sui social o altri, o tramite acquisto online direttamente. Quali sono state ad esempio le variabili invece che hanno spinto maggiormente i clienti poi ad acquistare i pezzi di ricambio di Automation Service? Sicuramente la pronta consegna, conosceva già il fornitore, per cui anche lato brand e lato relazione è sicuramente un aspetto molto importante. L'assistenza veloce e preparata, quindi la preparazione e la disponibilità del customer care, e i prezzi vantaggiosi. E la cosa interessante è sicuramente che il prezzo, ad esempio, non è stata la variabile più importante tra quelle indicate. Per Automation Service, quindi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questo e-commerce, un sito e-commerce, con lo scopo quindi appunto di automatizzare le vendite e ottenere anche contatti in target. Abbiamo al sito web, come detto in precedenza, se un sito non è visto, ovviamente è una cattedrale nel deserto. Per cui abbiamo associato tutte attività legate alla pubblicità su Google, sui motori di ricerca tendenzialmente, e abbiamo sviluppato e implementato tutta un'attività legata ai posizionamenti sui motori di ricerca organici, quindi la parte SEO. Ad esempio, queste attività, come detto anche in precedenza, sono sempre supportate da una fase di analisi e di fine tuning, per cui ad esempio tutta una serie di dati estrapolati nel corso del tempo ci hanno condotto a effettuare delle modifiche, soprattutto legate ai form, che hanno contribuito a aumentare i contatti al sito pre e post modifica del 477%. Per cui l'analisi dei dati è assolutamente fondamentale per cercare di migliorare e ottimizzare non solo l'esperienza utente, ma anche poi i risultati aziendali di business. Ad oggi anche la parte di campagne pubblicitarie, ad esempio, rappresenta circa il 70% del traffico totale, ma a tendere le visite organiche, quindi quelle non legate alla pubblicità, saranno sempre più predominanti ed importanti fino a diventare la principale fonte di traffico al sito. Un altro progetto messo in piedi appunto per Automation Service è stata poi la parte dell'assistente vocale. Come detto in precedenza, Automation Service aveva l'esigenza di fornire una consulenza e automatizzare in maniera più veloce e tempestiva tutta quella parte di customer care legata a attività standard, okay? Quindi non di elevato valore aggiunto, ma che potevano essere automatizzate da un chatbot evoluto. E infatti l'obiettivo dell'assistenza machine to human, in questo caso, era proprio quello di ridurre il fermo delle macchine industriali dei clienti e risparmiare il 70% dell'effort del personale aziendale nel supportare appunto problematiche, errori o richieste appunto che necessitavano poi di una risposta immediata. Cosa ha portato come risultati questo chatbot di assistente vocale?
Nel giro di 3 mesi ci sono state più di 200 conversazioni con il Voice Assistant, che poteva essere attivato sia tramite voce, sia ovviamente digitando normalmente sullo schermo del cellulare o digitando sulla tastiera del computer. Oltretutto ci sono state più di 4.000 richieste degli utenti all'assistente vocale. Gli intenti maggiormente riconosciuti che venivano imputati poi all'interno di questo chatbot erano tendenzialmente di errori relativi alle macchine, disponibilità di prodotto o aspetti legati al prezzo o alle spese di spedizione. Quali sono stati gli obiettivi poi quindi raggiunti complessivamente da Automation Service ad oggi? Nel giro di un anno siamo riusciti a portare ovviamente diversi contatti, moltissime telefonate e moltissime interazioni su WhatsApp e sull'assistente vocale, oltre che riuscire in pochissimo tempo a portare anche già delle vendite dirette all'interno dell'e-commerce. Complessivamente, quindi in termini percentuali, possiamo vedere che però gli obiettivi, i risultati tracciati e raggiunti all'interno del sito sono i seguenti: moltissime chat e interazioni su WhatsApp, quindi circa il 60%, e a seguire un 24, anzi un 35% invece di obiettivi legati più a utenti che richiedevano informazioni o tramite telefono o tramite email o tramite form e contatti. Un 4% che a vedere sembra una percentuale non elevatissima, ma dobbiamo pensare che è un aspetto decisamente innovativo e non è una consuetudine dei giorni nostri, un e-commerce legato al mondo B2B. Per cui già ottenere un 4% di entrate rispetto a un 100% insomma, di obiettivi raggiunti è sicuramente un risultato molto molto interessante. L'ultimo case history che possiamo vedere oggi è RGP Balls ed è un'azienda che da oltre 50 anni è tra le maggiori aziende europee nella produzione, commercio e distribuzione di sfere di precisione, rulli e sfere portanti per aziende di tutto il mondo. L'obiettivo di RGP Balls, quando ci ha contattati, era quello di ovviamente aumentare quella che era la propria visibilità, e quindi la propria brand awareness, e quella di aumentare i potenziali clienti nel sito. Dopo aver studiato in maniera dettagliata e personalizzata quella che è la strategia per RGP Balls, questa è la situazione a distanza di diversi anni sui quali stiamo lavorando con il cliente e come possiamo vedere ci sono tendenzialmente attività legate a pubblicità sui motori di ricerca e social media, oltre che attività legate a ottimizzazione sui motori di ricerca, quindi SEO. Siamo inoltre attivi con delle campagne pubblicitarie su un canale che è denominato Discovery e che fa parte sempre dei placement dell'ecosistema di Google. Ma partiamo dall'attività SEO. Quindi le attività SEO, quindi di miglioramento della visibilità organica al sito, sono iniziate nel 2017. Allora avevamo iniziato solamente con la lingua inglese, quindi ottimizzare tutti quelli che erano i contenuti del sito legato ai mercati inglesi. Dopodiché abbiamo aggiunto con il tempo le lingue sia francese che tedesco, questo per aumentare e ampliare quello che poteva essere poi il bacino e i risultati del sito. Come possiamo vedere nei dati del grafico, il lavoro continuo di attività SEO che è iniziato tra il 2017 e il 2018 ha contribuito, come vedete, ad aumentare anno su anno quelle che sono le visite. Anche l'online del nuovo sito, che è stato studiato in maniera dettagliata per cercare di intercettare al meglio le ricerche di potenziali clienti brand, ha contribuito in maniera importante ad aumentare ulteriormente le visite al sito. Per cui, come vediamo, ci sono due timeline decisamente importanti. La prima è quella attività SEO, quindi nel momento in cui è iniziata l'attività di consulenza sul sito vecchio, c'è stato già da quel momento un incremento delle visite, che poi è esploso, come possiamo vedere, nel momento in cui il nuovo sito è riuscito a ottenere e migliorare sia la parte di distribuzione di contenuti, sia la parte di esperienza, e come vediamo ha avuto un importante incremento. L'unico decremento che possiamo vedere è a gennaio 2021.
quello purtroppo è un esempio di come le aziende, anche le aziende di consulenza, siano anche in balia spesso di questi grandi player nel mondo della comunicazione. E infatti, ad esempio, quel calo è stato dettato da un update dell'algoritmo di Google, che da un giorno all'altro ha compromesso in maniera importante le visite del sito. Ma come possiamo vedere, dopo una consulenza, diverse azioni tempestive messe in pratica dal team, siamo riusciti a riportare le visite al sito a livelli pre-upgrade. Per questo è un aspetto decisamente importante, il fatto di essere proattivi e essere anche sempre presenti e pronti poi a intervenire nel momento in cui appunto aspetti esogeni possono contribuire in maniera negativa poi ai risultati del sito. Una delle sfide anche importanti di RGP Pulse e della visibilità del sito in questi anni è stata quella soprattutto anche di competere con grossi e diversi marketplace, tra i quali sicuramente Alibaba, ma anche altri, anche Amazon ha un aspetto legato al B2B, per cui tutti questi grossi player sicuramente contribuiscono a ridurre o a rendere un po' più difficoltoso ovviamente il lavoro delle aziende per emergere. Abbiamo poi attivato anche nel 2017, sempre parallelamente all'attività di visibilità sui motori di ricerca SEO, l'attività su Google. Quindi abbiamo attivato delle campagne Google sui motori di ricerca su diversi paesi in Europa e nel mondo. E questo aveva due obiettivi. In primis quello di supportare in fase iniziale soprattutto la visibilità del sito, perché la pubblicità sui motori di ricerca ovviamente ha un plus in assoluto, che è quello di rendere e portare in maniera immediata visibilità al sito. È un canale sicuramente da monitorare e da gestire in maniera parallela a tutta l'attività SEO, proprio perché si completano e si supportano a vicenda. Nel corso degli anni, ad esempio, dopo il continuo confronto anche con il cliente RGP Pulse, siamo riusciti a rendere l'investimento, che è la linea che vedete ad esempio rossa sotto il grafico, più efficace ed efficiente. Quindi diciamo che con lo stesso investimento siamo riusciti a portare molti più risultati legati sia alle richieste di contatto sia a interazioni con potenziali clienti. Inoltre tutto l'aspetto legato ai dati che noi possiamo estrapolare da questi canali, legato soprattutto alle ricerche effettuate dagli utenti, ci hanno portato e ci hanno dato una mano molto importante nell'aiutare RGP Pulse nel identificare i mercati migliori sui quali andare ad investire, okay? E quindi anche lato commerciale questi canali possono aiutare le aziende non solo a rendersi visibili, ma anche a comprendere meglio la direzione da intraprendere anche in termini di internazionalizzazione. Ad oggi, come vedete dalla mappa, siamo attivi in tantissimi paesi nel mondo, ok? E ad esempio, se dobbiamo andare a vedere i dati da febbraio rispetto all'anno precedente, possiamo vedere che abbiamo avuto un più 10% di visite, ok? Da febbraio rispetto a gennaio, e un più 17% del traffico, ok? E possiamo vedere come l'aumento degli obiettivi, scusate, è più che incrementale rispetto all'aumento del traffico. Questo grazie a un miglioramento dei tassi di conversione. Quindi tutti gli aspetti legati all'ottimizzazione dell'usabilità, dell'esperienza degli utenti, quindi aspetti anche strutturali legati al sito e a come sono distribuiti quindi i contenuti all'interno del sito, abbiamo migliorato l'efficacia del traffico che riuscivamo a portare all'interno del sito. E infatti c'è stato un aumento del 6% del tasso di conversione. Ad oggi su RGP Pulse l'attività di advertising contribuisce circa al 24% del traffico totale e circa al 30% degli obiettivi totali che possiamo portare tramite il sito web. Andando nel concreto, questi sono i risultati che dal 2018, che sono un po' il completamento insomma, di quello che siamo riusciti a portare in questo percorso,
in termini di risultati concreti. Quindi come possiamo vedere, confrontando il 2021 con il 2019 ad esempio, possiamo vedere come abbiamo avuto un più 12% in termini di contatti, un più 150% in termini di click sul telefono, quindi di potenziali telefonate, un più 24% di click sulle email e un più 12,5% in termini di download di PDF. PDF relativi appunto a brochure o a cataloghi. Perché diciamo che gli aspetti e i risultati che possono essere tracciati all'interno dei siti sono sicuramente diversi e possono rappresentare da una parte sicuramente contatti più caldi, dall'altra possono rappresentare dei clienti o potenziali clienti in una fase ancora esplorativa. L'importante è averne la consapevolezza e avere la possibilità di tracciare e collezionare quelli che poi possono diventare dei potenziali clienti. Questo era l'ultimo case, per cui vi ringrazio e vi saluto.